Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Eccoci qui, 30 minuti con Bruno Zanette e qui con voi. Vi farà compagnia anche oggi, spero di non annoiarvi, però senz'altro non vi annoierà, perché ho qui con me un artista straordinario, è chilometri zero, artista chilometri zero, perché è un nostro conterraneo, è di Revinelago, Beppi, Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao. Come stai? Bene, grazie. Giuseppe è un grande pittore di Revinelago. Io sono venuto a conoscenza, avevo sentito parlare di Giuseppe in passato, perché lui ha scritto, ha fatto delle mostre in passato, poi ce le racconterà, ha fatto parecchi quadri, ha avuto anche delle onoreficenze, delle premiazioni e insomma... Quali artisti, se non i nostri, della nostra terra, proprio come dicevo prima, dei chilometri zero, dobbiamo esaltarli. D'altronde il Cima viene fuori da qua. Sì. Noi parliamo del Cima, un grande artista che viene fuori da qua. Sì. Io ti ricordo, Giuseppe, o Beppi, sì. Mi fa più piacere chiamarti Beppi perché... Beppi è meglio, si fa prima. Sei... un po' in collina rispetto a noi qui di Conegliano, sì. Ma sai che io avevo un'amorosa su di là una volta, Sì, è una bella terra, è una terra di donne favolose quella di Revine, sì. E del lago lì dei dintorni, e noi siamo qui in trasmissione grazie a un mio amico, un carissimo amico che è Alberto di Cadelpoggio, dove il Prosecco incontra il mare. Cadelpoggio è una struttura ricettiva per il nostro turismo, che passa anche il Giro d'Italia. Passa anche il Giro d'Italia, ecco, vedi, magari sei venuto a vederlo, sei venuto anche a mangiare lì. Alberto è un mio carissimo amico e siccome noi qui in questa trasmissione che va avanti ormai da 3 anni parliamo di tutto, di sport, di cultura, d'arte, e per lui è un piacere, lui è uno sportivo, però essendo una trasmissione che va a 360 gradi e parla un po' di tutto, specialmente d'arte e di cultura, che di questi tempi viene un po' a mancare per le necessità che ci sono, la crisi, e allora bisogna essere attenti alle esigenze delle famiglie che non stanno bene, allora bisogna stringere la cultura, però io insisto e porto qui in questa trasmissione personaggi come te. Raccontaci un po' di te. Beh, io intanto sono figlio di già mio bisnonno era pittore, poi mio nonno era scultore. Tanto per incominciare, mio nonno è andato in America nel 1892, poi è ritornato nel 1900, sempre fine 800, poi si è sposato nel 1896 e nel 1897 è partito per l'America con mia nonna. Mio padre è nato lì in America, è stato lì 3-4 anni, poi è ritornato all'inizio del secolo. Quindi quando è tornato ha acquistato la casa che attualmente sono dentro io. Mio padre poi a sua volta, lui è andato anche lui in America. Comunque, tanto per finire di mio nonno, per la terza volta nel 1904 è andato un'altra volta in America e poi è ritornato. Poi mio padre faceva lo scultore anche lui e aveva frequentato i marmisti a Solighetto e dopo lui è andato sotto militare nel 1916 e è stato sotto fino al 1920, che ho il foglio di congedo del 1920. Poi è venuto quando hanno... Scusami, ti devo interrompere perché devo far sentire ai nostri ascoltatori che abbiamo un personaggio
che non è proprio un pivello, il pivello è qui vicino, che è quello che è un certo Davide, che poi lo faremo conoscere, che dovrebbe essere quello che continua poi l'arte tua, il tuo pensiero. Però questo signore che vedete qui ha la veneranda età di un'ottantina d'anni, mi sembra. Sto sbagliando? I prossimi sono 81. Ah, ecco, allora però guarda, da come ti esprimi, da come parli, da come sei in gamba, sei veramente 70 anni, 68, ecco, 68 anni. Ma non è perché si fa poca fatica a fare i quadri, perché fare un quadro vuol dire testa, freddo, magari pazienza, ore di lavoro, è vero? Sì, comunque io a parte i quadri, io ho fatto scultura medaglistica. Sì, continua il tuo racconto, però volevo dire che non abbiamo un imberbe, ecco. No, tornando sempre per finire, mio padre nel 30, qui era un po' di crisi, è andato in America, è stato lì 3-4 anni, è ritornato nel 34, dopo nel 35 sono nato io. Ecco. Sì. Tu sei nato qui però, Sì, a Revine, sempre a Revine. L'America, sei mai stato in America? Sì. Ah, sei andato? Sì, sono stato E hai dei parenti, penso. Sono rimasti? Beh, alla lontana. No, c'era una mia zia, ma è già morta, aveva 90 e rotti anni. Comunque sono andato via nel 2001, quando sono crollate le torri gemelle. E sei andato a visitare l'America? Infatti 5 giorni prima che succedesse quel fatto lì ero su in cima a una delle due. Mamma mia, che rischio! Per poco rimane senza nonno. L'ho arrischiata. Comunque sono andato via in occasione perché nel comune dove è nato mio padre era il primo bicentenario del comune. Sì. Ho fatto la medaglia, gli ho proposto la medaglia, mi ha detto che andava bene e me ne hanno fatte fare 1000. Mamma mia, e tu hai realizzato 1000 medaglie, una diversa dall'altra? No, cioè tutte coniate, coniate per quel paese lì, diciamo. Sì, per quel paese, per quell'evento, per quella circostanza. Sì, per quell'evento lì, e quindi sono stato via una decina di giorni in casa di amici e così. Una bella cosa, un bellissimo ricordo. Sì. Bellissimo ricordo. Sì, perché anche l'America guarda, è bella da vedere. L'America è bella da vedere. Io sono stato 2 volte, poi a Washington anche, che avevo altri amici, parenti acquisiti anche lì. E quindi sì. Ma ci sono tanti veneti anche, sai? Io so che ci sono dei gruppi di Revine che hanno, poi parliamo anche con la signora Loris Bernardi, che fa parte di un gruppo che tiene le fila tra i gruppi Grava. Poi mi raccontate che il gruppo Grava che cos'è? Dunque il cognome deriva dal torrente, che è un torrentizio, quando piove tanto il corrente che lì è il toponimo che è alla Grava. I miei antenati era 1630, c'era un Carlo Grava che si chiamava da Grava, cioè erano l'origine dove c'era questo torrente. Quindi il cognome Grava viene dal nome del torrente, tant'è vero che lo chiamano Grava. Poi in definitiva dopo prende il nome Torrente Sora, che è un affluente del Meschio a Vittorio Veneto. Ecco, vedete, cari ascoltatori, quant'è bello parlare con delle persone che hanno un vissuto, che hanno un passato, che hanno una storia da raccontare, e noi abbiamo invitato così Beppi Grava per raccontarci la sua storia, per raccontarci dei suoi libri, per raccontarci delle sue esposizioni, e ci sta raccontando come è nata la storia del gruppo Grava. Qua di Revine è bellissimo sentire queste storie. Comunque, la storia della messa che facciamo, che è la 171esima festa. A proposito, sì, stavo vedendo qui la 171esima festa internazionale dei Grava. Sì, perché i Grava in America, infatti quest'anno
il giorno 7 febbraio, domenica, arrivano due dall'America. Lei è una grava, lui è un americano. Comunque lei era già stata alla festa 12 anni fa, quindi a Revine erano già stati in 7-8. Ma pensate, 171esima festa. Sì, perché nel 1845 un grava aveva un forno in un cortile e così ha preso fuoco. Allora tutti hanno corso, sono riusciti a spegnerlo in breve tempo. Da lì, allora dopo ha fatto una messa per grazia ricevuta e la messa è continuata. Attualmente quest'anno è la 171esima festa, ci fa la messa e dopo si va al ristorante ai Cadillac a mangiare. Su al... Sì, a Revine. A Revine? Sì, sì, infatti quelli del Cadillac sono tutti grava. Sì? Ah sì, sono tutti grava? Sì, sì, sono grava. Beh, ma chissà che magari ci saremo anche noi lì a riprendere la vostra festa, chissà, cosa ne dici, signora Loris? Ecco, poi ti strappo la promessa. Ma sì, senti, io starei qui a parlare con te, ci vorrebbero altro che una trasmissione, ce ne vorrebbero di più, però parliamo dell'ultimo libro che mai... questo qual è? Questo è l'ultimo libro. Sì, 5 generazioni di grava. Poi noi lo mostriamo, vero regia? Però qui mi ha fatto notare una cosa, sì. E dopo naturalmente manderemo anche queste immagini, se riesce la regia a montarle in poco tempo adesso, mentre io e te parliamo. Il 14 febbraio. 14 febbraio del 2014 il mio caro amico Battista Zardet, che era sindaco di Revine, adesso non lo è ancora? No, adesso non è più, è cambiato, sì. Ecco, ti ha dato un riconoscimento. Sì, perché mi hanno fatto un'improvvisata, lì mi hanno dato il premio alla carriera per la scultura medagliistica. Io ho già fatto 231-32 medaglie. E la sorpresa, è venuto giù il sindaco con un pullman e sono venuti giù circa una cinquantina e mi hanno fatto questa sorpresa graditissima, sì. E quindi mi hanno dato questo piatto in argento con sull'incisione di master e quindi è stata una bellissima festa. Ecco, poi lì poi hanno saputo che c'era anche il sindaco, allora hanno dato a lui il premio di che me lo consegnasse lui. Tanto è vero che è stata un'improvvisata che non ha pensato di mettere sulla fascia tricolore. Sì, difatti è senza... dopo c'è qua. Sì, dopo l'ha messa dopo. C'è qua nell'altra foto che andrete a vedere. La foto ricordo dopo questo libro qua è una raccolta del Revine 1816-2014. 5 generazioni, sì. Dici, no? Ecco, come nasce l'idea di questo... Perché quest'opera, perché è un'opera, vedo, straordinaria. Sì, sono opere di mio nonno, di mio padre, mie, e poi ultima è mia figlia. Lei è un artista? Sì, anche lei. Sì, ha fatto l'istituto d'arte a Vittorio Veneto e comunque mi ha già aiutato, ad esempio nel 2000 che ho fatto la medaglia per il giubileo. Infatti da un lato ho fatto io che i ritratti di 2 papi, il rovescio che c'erano da farli le 3 chiese giubilari di Follina, la cattedrale di Vittorio Veneto e la chiesa di Mota di Livenza, quelle le ha fatte mia figlia. Quindi è una medaglia del giubileo fatta di tutti e 2, padre e figlia. Beh, insomma, qui abbiamo una straordinaria raccolta di opere e di personaggi che sono, torno a dire, come dicevo prima, della nostra terra, come è una peculiarità grande della nostra terra, come una grande opportunità l'ha data Alberto di Ca del Poggio quando ha realizzato
quel ristorante prima e quel resort adesso, dove ospita mi sembra che ha una trentina di camere, è un posto ricettivo per il turismo nostro. Il nostro turismo la posizione è bellissima lì, sta crescendo, gli artisti che ci sono, poi noi qui a Conegliano abbiamo il Palazzo Sarcinelli, tu hai avuto modo di vedere le mostre del passato di Sarcinelli, chissà se potremmo fare, cosa dici te, di una mostra di artisti contemporanei. Sai chi conosco io? Giuseppe. Non lo so se tu lo conosci, perché è qui di Conegliano, si chiama Gianni, ma guarda, ti dico un'amnesia di questo momento qua, il grande Gianni, pittore, che ha realizzato, ha la mostra qui vicino, ha realizzato anche una grande pittura l'anno scorso per la nostra, per una delle realtà qui di Conegliano. Abbiamo restaurato un capitello e Gianni De Marchi che ha esposto ma guarda, è un mio carissimo amico, e avere questa amnesia in questo momento è perché pensavo a Grava, no? E non mi veniva in mente De Marchi. È un grande artista, è esposto anche in America, per quello che dico che questa è una terra d'arte, e noi con Alberto di Ca del Poggio vogliamo portare nel mondo queste peculiarità. Sì, comunque continua pure, raccontaci, qui dentro ci sono molte opere, e questa è l'ultima mostra che tu hai fatto? Sì, questo qui è stato fatto perché altrimenti le cose, a dirle sempre, poi spariscono. Perché qualsiasi cosa che si fa, se non c'è una documentazione che rimane, è come non aver fatto niente. Non resta storia. Perché è passato qualche anno, non rimane niente. È vero. Quindi con mio nipote, figlio di mia sorella, lui è il dottor Tomasi, lui è un medico, però è in pensione, è come si dice, uno storico medievalista, e così ha fatto già diversi libri. E allora assieme abbiamo fatto quello lì che è 50 anni d'arte. Che è questo? Che è questo, sì. Che è stato aspetta, perché poi la regia lo fa vedere meglio, comunque 50 anni d'arte. È questo qua che è stato realizzato nel 2008-2009. Ecco. E raccontaci un po' anche di questo adesso. Sì, e anche questo qui, perché io faccio, a parte la pittura è una parte, ma io faccio anche lavori di cesello, in oro, faccio dei murales a graffito e ad affresco, che sono due tecniche, sempre a fresco, però sono due tecniche diverse, che è un po' complicato adesso spiegare il graffito, ma comunque tanto una come l'altra. Cioè fare i murales vuol dire spostare la propria arte su dei muri, ma non come quelli che rovinano i muri. No, I writer, questi sono writer. Tu cose... non sei un writer, tu no. Ecco, meno male. No, perché quelli neanche tu, Davide, mi raccomando, i muri restano belli, si ottengono degli spazi per realizzare dei murales. Questo sì, quello sì. Sì, come in Germania, dove c'è, a Berlino, dove c'era la cinta muraria, eccetera, lì c'è una zona dove sono diversi, io ho fatto diverse fotografie lì, che hanno distribuito gli spazi a diversi pittori e ognuno ha fatto quello che voleva. Però rimangono lì, eccetera. Sono opere d'arte. Sono opere d'arte. Non sono scarabocchi no. per rovinare. No. Davide, vieni qui un momento anche te, perché qui c'è uno dei tuoi nipoti più piccoli, no? Sì, questo è il più piccolo. Quanti nipoti hai, Giuseppe? Questo è dopo quello di mia sorella, che è il dottor Tomasi lì. E questo è il più piccolo. Davide, guarda, vediamo, sì, questo dovrebbe funzionare. Tieni qua che ti voglio fare una domanda. Questo è un grande nonno, eh? Sì. Tu ti chiami Davide? Sì, Junior. Junior, perché tuo papà si chiama Davide. Sì. Ecco. E senti un po', cosa pensi di tuo nonno come artista? Che alle volte anche lui ne combina un po'. Ecco. Ne combina di tutti i colori, vogliamo dire, sì, no? Però è anche bravo.
È anche bravo. Beh, questa è, vedi Beppi, Sì. la natura, Sì, l'espressione naturale dei ragazzi. Abbiamo anche lavorato assieme. Ah sì? Avete Sì. fatto Sì, delle abbiamo opere? fatto un pick-up in legno, che ha anche delle ruote che sterzano. Tutto fatto in legno, vernice, ottone, Però. e così. Allora se vengo su mi fai vedere un po' di Sì. questa roba qua. E le ruote fatte col tornio a Sì. pedale. Ah sì? Lui col pedale faceva girare il tornio e io, suo nonno, lavoravo per fare le ruote. Ma e tu a scuola parli, quando sei con i tuoi amici, delle tue passioni artistiche? Sì, ho parlato spesso anche con la maestra. E cosa dicono loro? Ti invitano a continuare? Non dicono niente perché non è che siano anche loro bravi, non sono del mestiere, però dicono sì che Però la bello. maestra ti dirà continua a lavorare Sì, nell'arte sì, sì. perché è molto bello, l'arte Sì. è cultura. Bravo. Sì, e gli ho fatto vedere anche come facevano una volta, del perché quella che noi scriviamo è chiamata penna. Ecco, ce la È chiamata racconto. penna perché infatti, no? Una volta si usavano proprio le penne delle galline. Delle galline, Delle oche, delle galline, sì, eccetera. Infatti io ho fatto il suo, che deve ancora portarlo a scuola, ho tagliato la penna e con l'inchiostro di china ho scritto il suo nome, che deve ancora portarlo a far vedere assieme alla penna. Belle cose queste qua, Fantastico. E Poi quindi- Davide, vuoi raccontarci un piccolo, ti viene in mente così un piccolo aneddoto su, non lo so, sul rapporto con tuo nonno? Vi siete mai bisticciati, per esempio, perché tu volevi fare una cosa in una maniera e lui invece voleva che tu la facessi in un'altra? No, semmai al massimo gli chiedevo il perché, ma non abbiamo mai Non avete mai bisticciato? No, perché sapevo che non faceva cose così. Sa quello che Erano fa. intelligenti quelle Sì. che ti proponeva, Sì, perciò sì. tu le accettavi e vuoi tanto bene a tuo nonno. Sì. Sì, molto. Molto, tuo nonno è un giovane, Sì. Sì. Beh, e tu che sport fai? Allora, io avevo provato a fare judo, ma dopo non mi piaceva più. E adesso, tra poco, dovrei iniziare a fare al poligono di tiro a segno. Ah, ti piace così? Sì, ho fatto già anche una gara e sono arrivato terzo, no, con gli stessi punti di mio nonno, 150. Però, Però che aveva fatto 2 mushi in più, che sono come dei centri perfetti, e io invece ne avevo fatto solo uno. vedi, tu sei un tecnico della pittura, lui è Sì, un tecnico ormai... perché suo papà è cacciatore, Ah, sì, quindi di fucili ne ha 5-6. Sì, anch'io ho una carabina. E un fucile me l'ha comprato mio nonno, ah. un Winchester, che lo usavano anche i cowboy. Bene, guarda che un giorno io vengo su a trovarvi, mi devi far vedere tutte queste cose che mi stai raccontando te e tuo nonno. Io ti ringrazio per essere intervenuto in sostegno a tuo nonno, perché poverino non sapeva più cosa dire, Cosa dici? Se non c'eri tu adesso cosa facevamo? Sì. Allora ci vediamo magari in occasione della 171esima festa internazionale dei Grava. Sì. Io ti saluto, ti posso dare la mano? Sì. Ciao, e mi ridai il microfono, così. Ciao, ci vediamo dopo, Cosa vuoi, cosa dici, che chiamiamo tua nonna adesso? Sì? E allora la signora Loris Bernardi venga qui con noi, che ci racconta anche lei questo legame tra i gruppi Grava e Bernardi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti e Benvenuta. grazie, e sono molto onorata di essere qui con voi e di aver un po' colto l'occasione di Antonio Bernardi, che ci ha detto andate e trovate il signor Zanetti e Bruno che farà qualche cosa per tutti. Guarda, mi sono dimenticato prima di dirlo, però Antonio è stato veramente, ha avuto un'idea eccezionale. L'altro giorno l'ho incontrato in quella della Zappa Arena e mi fa: Bruno, io avrei così, portamelo giovedì che facciamo una trasmissione insieme, perché io amo le persone che della nostra terra, e lo ripeto sempre, della nostra terra, che vivono per la nostra terra, sono degli artisti, sono delle persone straordinarie e vogliamo portare avanti la nostra cultura, le nostre usanze, i nostri credi,
e i nostri valori, e questo è molto bello. È E il molto valore bello. che tu stai portando avanti, ossia raggruppare dei gruppi, che adesso voglio che tu mi racconti, Grava Sì. e Bernardi, per rivivere il passato e per far conoscere a quelli del futuro il passato, è una bella cosa. Esatto, perché come diceva il maestro Beppi, bisogna lasciare una traccia di quello che è passato, altrimenti tutto va nell'aria e dopo ognuno racconta quello che pensa che sia giusto. Allora, lui è Grava, io sono Bernardi. Il destino vuole che mia mamma è Grava e quindi gli antenati di mia mamma sono andati anche loro in America. E quindi questo abbinamento, e anche i Bernardi sono andati in America, in particolar modo in Brasile. Allora tempo fa, siccome io sono anche dentro su Facebook, mi piace la tecnologia e anche proprio il contatto oltre il nostro piccolo paese. E allora lasciami ricordare ai nostri ascoltatori che basta che digitino Sì. sul loro tablet o computer Veneto Globe e ci vedono, Esatto, perché ci possono sì. vedere. Allora io ho pensato di fare un gruppo su Facebook, Grava Family, dove in un attimo siamo diventati una grandissima famiglia, quindi dall'America, da Santo Domingo, non so, e sono tantissime persone artisti, però tutti cercavano le origini. Infatti con il maestro abbiamo capito che sono partiti dalla mia famiglia, cioè dei Grava materni, e con lui, cioè sono due gruppi distinti, cioè più di due, e comunque abbiamo fatto questa grande riunione. Siccome sapevo che, allora io ci tengo i Grava, però io sono Bernardi e anche a Revine ci sono tantissimi gruppi e ceppi Bernardi, che non siamo neanche parenti, come Antonio Bernardi. Allora abbiamo parlato un giorno con Antonio, ho detto cerchiamo di fare qualcosa perché la gente nel mondo sappia che ci siamo anche noi. E infatti adesso una persona che è in Brasile e mi ha detto che vorrebbe arrivare a Revine proprio per incontrare questi Bernardi. Ma sai che noi facciamo una trasmissione con Radio Conegliano in diretta col Brasile la domenica mattina? Infatti io vi ho sentito e ho fatto tutto questo collegamento, l'occasione è venuta qua, in questa sera, in questo momento. Con Beppi? Con Beppi. Che è il grande Sì, maestro. Quell'americana che viene è parente di sua. Sì. Sì, è parente di Io sua. ti strappo una promessa. Sì. Facciamo un documento che sia storia, che resti nella storia di questo 171esimo. Sì. Vedi di organizzare qualcosa. Va bene. E poi noi siamo lì con te. Certo, ok? sì, grazie. Ti ringrazio. Grazie. Cara Loris. Loris, da cosa viene per esempio? No, i miei genitori volevano una bambina, perché io sono nata in un cortile dove c'erano una ventina, tutti maschi. Sì. Sono stata l'unica bambina e non volevano mettermi il solito nome che finisce con la A. Quindi ha fatto una ricerca. Ci ha dato Loris. E mi ha dato Loris e mi Bene. piace tantissimo. Benvenuta Loris, grazie Grazie. per essere intervenuta. Allora maestro, continuiamo un po' con te, abbiamo pochi minuti ancora, non abbiamo molto tempo perché vedi 30 minuti passano in un batter d'occhio, ne abbiamo solo 2. Vuoi fare così un riassunto di quello che ci hai detto in questi 2 minuti e poi salutiamo il nostro pubblico? Sì, un riassunto, mi fa piacere di aver fatto questa intervista che è una cosa che rimane. Vi aspetto alla 171esima festa di Grava a Revine, perché quest'anno è anche importante perché arrivano 2 dall'America, però può darci ce ne sono altri 3 che sono ancora indecisi perché sono cose loro e non lo so. Poi arriva un altro dal Belgio con la moglie e quindi poi ne arrivano da Trieste. Questi sono i punti più lontani. Dopo man mano si stringe tutto, da Treviso c'è un gruppo di 6 o 7, 8 anche saranno. Allora chissà che siccome poi questa trasmissione va in streaming, oltre alla diretta, va in streaming, chissà che chi, se voi riuscite a comunicare dove possono vedere questa trasmissione, la possono vedere in qualsiasi momento anche dall'America. Chissà che questa festa diventi una grandissima festa e lo facciamo in onore di Beppi. Beppi, io ti devo salutare, mi dispiace doverti lasciare e spero di averti ancora mio ospite. Sì, senz'altro. Ok, grazie, grande Beppi, grande maestro. Fermo qua e salutiamo i nostri ascoltatori. Arrivederci a sabato prossimo, 30 minuti con Bruno Zanetti.
Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.